mai sei nel caos più totale, ma almeno di box office te ne intendi? E di grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incazzi. Che fanno tantissimi incazzi. E meno male che fai televisione e non cinema, altrimenti per il grande schermo sarebbero incassi amari. Però sulla tecnologia è ferratissima. Perché abbiamo un minuto. Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live e la provincia in cui sono state... È stato un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce. Mi dica. Ma come l'ospite parla di SMS e lui tira fuori le SS? Molta gente il sistema SS non lo capisce. Giurato se ne intende di SS, e come? Eccolo mentre fa il passo del loca, anzi del locone. E per forza con tutte le papere che fa. Luca, a quando il gran finale? A fra poco. E gran finale sia, sentite come il Supremo chiama il muro di Berlino. Prima della caduta del muro di Merlino non sono... Sembra incredibile, ma ha detto mudo di Merlino. Prima della caduta del muro di Merlino non sono... Incredibile, signori, 3 errori in 1, questo è un Armageddon linguistico. Prima della caduta del muro di Merlino non sono... Insomma, Luca, noi alla fine di questa rassegna ti incoroniamo sommo poeta della papera italiana. Cosa ne pensi di questo titolo? Tutto giusto, tutto legittimo. Tutto giusto, tutto legittimo. E se è legittimo per te, è legittimo per noi. Grande Luca! Un giorno faremo vedere anche le papere di Piccone. Piccone, dillo tu, epidemiologo, dai. Epidemiologo. Che l'ho detto, ragazzi, registratelo perché non capiterà mai più una cosa del Ma genere. poi comunque è giurato, però voglio dire, non perché lo voglia difendere, però dico, è l'età anche, si alza presto la mattina, ti capisco Luca, ti capisco. Ho capito, dici tu, visto che lui si alza presto la mattina per fare uno mattina, sarà per questo che dici tu che sbaglia, quindi dorme poco. E invece no. Abbiamo trovato un filmato di repertorio, un cosiddetto filmato vintage dove si scopre la verità. Lui è sempre stato così. Non ci posso ti faccio vedere, guarda. Ci ho provato Luca a difenderti, ci ho provato, ricordati di me. Ospite di Pippo Baudo, ieri, oggi, domani, è lo smemoratissimo conduttore di Uno Mattina. L'inossidabile Pippo propone un filmato d'epoca a una vecchia tribuna elettorale. Allora, giurato. Ma è un giovanissimo Luca Giurato, come vedete dal ciuffo ribelle che dà subito sfoggio delle sue doti innate. Le polemiche sono molto dure tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, i due partiti più forti del... Ma era già un fuoco d'artificio di strafalcioni, una giovane promessa. E il Partito Socialista, i due partiti più forti del centro. Ma il futuro re delle gaffe televisive non si risparmia. Lei che ne pensa di questa possibilità? Che cos'è che ha detto? Questa possibilità. Ma non è possibile, era così già da giovane. E il Partito Socialista, più forti di questa possibilità. Insomma, che Giurato ne fa di tutti i colori lo sapevamo già. Adesso sappiamo che Luca ne faceva pure in bianco e nero. Incredibile. Però... Questo è nato a befraio con Masa. Lezione delle più belle gaffe di Giurato. Sono delle vere e proprie opere d'arte. Vediamo. Si dice gaff o gaff? Visto, mandiamo il filmato prima che ne fa una lui e se la vede pure Giurato, dai. No. Per cominciare, sentite come in veste di giornalista Giurato affronta un argomento che ha segnato un'epoca. Della tragedia delle torri del 2000 di qualche anno fa. Ma Luca, ma non sai neanche che le torri sono state abbattute l'11 settembre del 2001, dai! Della tragedia delle torri del 2000 di qualche anno fa. Eppure sei sempre stato ben informato sui terroristi. Ne parlarono, ci sono 4.000 kamikaze. Vabbè, lasciamo stare, dai, andiamo avanti. Guardate che figuraccia fa Giurato col campione di tennis Panatta. Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria. Perché non dovevi essere sposato con Rosaria? Ma non lo so, mi lasci. Ma che figura, ma sei inventato che Panatta è divorziato, ma non si poteva informare prima. Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria. Perché non dovevi essere sposato con Rosaria? Ma non lo so, mi lasci. Ma le gaffe di Luca sono internazionali. Guardate il virtuoso Gaffer come presenta questi due ospiti. Guardate questa bellissima coppia di signori nigeriani. Se dico male i nomi mi corregga, Okay. Allora, la signora Vittoria Ezewoko. Bravissimo. Davvero? Sì, sì. Incredibile,
per la prima volta ha azzeccato un nome e per non rovinare tutto invita il secondo ospite a presentarsi da sé. Allora lo dica lei, Dottor Wilson. Dottor Wilson. Sì, e il cognome com'è? Detto bene? Acubuo. Acubuo, è detto bene. E certo che ha fatto bene, se non lo sa lui come si chiama, ma ora attenzione a cosa riesce a dire Giurato. E all'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia? Già era in Italia? No, lui non è mio marito. Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Ah, Giurato pensava che i due fossero sposati. Questo non sa neanche con chi sta parlando. E all'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia? Già era in Italia? No, lui non è mio marito. Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è? Niente, quando si tratta di ospiti Luca non guarda in faccia a nessuno. Nel vero senso della parola. Ascoltate questa. La signora Annunziata Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto. Ma è incredibile, chissà da quanto tempo i due ospiti erano lì e l'imperfettissimo non se n'era accorto. E guardate lo sconforto della Maggioni dopo l'ennesima gaffe dell'illustre collega. Che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto. Bene, non ci crederete, ma Luca Giurato è capace anche di peggio. In questa puntata è ospite in studio il presidente dell'Associazione Italiana dei Ciechi, che per lo scoppio di un ordigno in tempo di guerra ha perso, oltre la vista, anche la mano destra. Guardate Giurato come lo saluta. Benvenuto, caro presidente. Benvenuto. Gli ha dato la mano, rivediamo. Allunga la mano, in basso si vede che la vicina ed ecco qui che la ritrae. Una gaffa tira l'altra e Giurato continua ad usare termini fuori luogo. Mi è venuta in mente una scena di Scent of Woman con Al Pacino che fa la parte del non vedente. Ce la stiamo vedendo, Presidente? Sì. Complimenti! E poi ancora? Vediamo il mitico... Ma rivediamo la madre di tutte le gaffe in rapida sequenza. Questo bel signore che abbiamo qua in studio, benvenuto caro Presidente, benvenuto. Ce la stiamo vedendo, Presidente. Sì. Vediamo il mitico... Luca, davanti a così tanta arte meriti una standing ovation. E pensate che io le ho viste al doppiaggio ma ancora non riesco ad abituarmi. Va bene, allora vai avanti che non abbiamo finito. Va bene, però tu non sai forse che Giurato detiene un record proprio a livello mondiale, lo smemorato di Saxa Rubio, ormai come l'abbiamo soprannominato. Pensate che, non lo so se è una cosa che ha preso da Emilio Fede, ma pensate che in tutti questi anni non è mai riuscito a ricordarsi o a pronunciare correttamente un nome, ma che sia uno, una cosa che è fuori da ogni logica. Vediamo il filmato. In questa puntata Giurato sta parlando di Madre Teresa di Calcutta. Sentite come la chiama. Sì. Il momento che ha incontrato Maria Teresa, Dominique. Sì. Maria Teresa? Ma chi è la ruta? Sì. E poco dopo si ripete. Teresa di Calcutta. Un'ultima domanda. Secondo te, la vittoria più bella di Maria Teresa tra le... Oh, ma questo è convinto che Madre Teresa sia Maria Teresa. Qui invece attenzione a come presenta l'attrice Oara Borselli. Vincenzo Salemme, questa straordinaria creatura. Vincenzo Salemme, questo? Sì. Cosa tra voi? Ecco. Come l'ha chiamata? Vincenzo Salemme, questo? Sì. Aora. Luca, mi sa che la tua Aora non è mai quella esatta. Infatti poco dopo ne combina un'altra. Caro direttore del Noce e caro Gigi Ballandi. Per Giurato, Bibi, il nome di Ballandi è diventato... E caro Gigi Ballandi, Bibi, Gigi. Vabbè, Gireb pagina. In studio c'è Daniele Cordero di Montezemolo. Sei diventato un super snob. No, tutt'altro. È l'amore per le bestie, per i cavalli. Me la devi raccontare, Luca. Daniele, io... Sì, come no, l'ha confuso col fratello Luca. Sei diventato un super snob. No, tutt'altro. È l'amore per le bestie, per i cavalli. Me la devi raccontare, Luca. Daniele, io... E qualche minuto dopo rincara la dose. Allora, 3 fratelli, Luca, Daniele e Matteo. Marco. Ecco, hai ragione, neanche uno ne ha indovinato. E ora una vera e propria chicca. Sentite come chiama il grande Arnoldo Foà. Proprio lui, mitica sotto il fascismo. Arnoldo, benvenuto. Arnoldo, benvenuto. Lo ha chiamato Arnoldo
Arnaldo, e c'è pure rimasto male. Arnaldo, benvenuto. Arnoldo, benvenuto. Insomma, al posto di una O ci ha messo una A, ma lui non ha regole. In un'altra occasione fa il contrario. Occhio a come presenta Sandy Martin. Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton che Sandy Morton. Sì, Luca, sei Morton di sonno. E ora un errore presidenziale. Qui sta parlando di quando Sandro Pertini è stato eletto Presidente della Repubblica. 82 anni viene eletto Santo Pertini. Come? 78 anni eletto Santo Pertini. Elettrosanto? Ma cos'è, un elettrostimolatore per diventare santi? Eletto Santo Pertini. Giurato, elettrosanto subito! Ma il peggio giurato lo dà davanti al grande Gemma che, come tutti sapete, si chiama Giuliano. Una delle tue tante passioni, la scultura. Ce ne parli un poco, Nino? Tieni l'idea. Giuliano, scusa. Avete sentito? Lo ha chiamato Nino! Ce ne parli un poco, Nino? Tieni l'idea. Giuliano. E Giuliano Gemma, offeso dalla illimitata sbadataggine di giurato, si alza in piedi per prenderla a cazzotti. No, Giuliano, questo no, va bene rimanere offesi, ma i cazzotti a Luca Giurato no. Addirittura l'occhio nero, e vedi qua, adesso lo difendiamo noi, perché Luca Giurato non si tocca. Oh, però s'occhio nero bene gli sta. E questa sì che botta. Allora, contegno Picarra. Continua Giuliano. Contegno Picarra. Allora, Va bene Valerio Piccione, dai. allora siamo un TG serio noi. Allora, Siamo un TG serio. Allora, ma la Luca Giurato, ragazzi, vuole i suoi soldi, vuole. Allora, la scelta del giovane Luca Giurato di diventare giornalista deve essere stata una scelta davvero sofferta. Perché secondo noi Luca veramente può essere considerato un artista a 360 gradi che veramente eccelle in tutte le discipline. E abbiamo una raccolta di performance che ce lo conferma. Vediamola che noi nel frattempo ci riprendiamo un attimo. Ora la vedi pure tu, ti dà la botta finale questa. Ecco Giurato cimentarsi con il canto. Allora per trovare la prima andava allora per cantare la serenata. E non vedevo l'ora. Ma non si ricorda una parola e tenta pure un penoso playback. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua. E dal canto al ballo, guardate come sgambetta nello studio di Bruno Vespa porta a porta. Ammirate come muove le sue lunghe leve. Sembra quasi un polipo. Ed eccolo nel suo studio dove costringe un povero tecnico a fargli da partner. Ma com'è stonato pure. Ed eccolo in un memorabile Tuca Tuca con Simona Ventura. Guardate cosa combina quando è in forma smagliante. Ha fatto schiantare a terra la povera Mara Venier. Ma del resto, quando è ospite dalla Venier perde i freni inibitori. Guardatela domenica in una imitazione di Clint Eastwood. Clint Eastwood con la cosa così. Clint Eastwood colpito dall'artrosi. Insomma, Luca è un personaggio istrionico, ma la sua prima e grande passione è stata e rimarrà sempre il giornalismo.
Sì, appunto noi stiamo proseguendo. L'avete visto? Ha tentato il suicidio in diretta, si stava per soffocare col tappino della penna, guardate! Noi stiamo proseguendo per Sacquani. E allora squillino le trombe per celebrare il più eclettico artista dello spettacolo italiano! Io il cappuccio lo tengo qua, no comment. Questa sera veramente ci mettiamo da parte per dare spazio a Luca. Ci stiamo... Però cittadini, questo è il momento di un annuncio sensazionale, anche se abbiamo veramente dolore. Cittadini, è il momento di un annuncio sensazionale. Io non vorrei allarmare l'opinione pubblica, ma ormai è scientificamente provato che Giurato è contagioso. E purtroppo queste immagini ce lo confermano. Vediamo, manda il filmato per favore. Ma questo non si può, questo è un attentato. Sentite l'ennesima castroneria del memorabile smemorato. Sicuramente. Vediamo il nostro amico. Che si può fare per scorreggiare? Come? Che si può fare per scorreggiare? Insomma, Luca non si smentisce mai. Ed ora fate attenzione a cosa dice sua moglie, la giornalista Daniela Vergara. Previsioni scorreggianti, pioggia almeno fino a... Roba da non credere. Previsioni scorreggianti, pioggia La Vergara è stata contagiata. Il marito le ha trasmesso il morbo che si è manifestato in tutta la sua virulenza. Che si può fare per scorreggiare? Previsioni scorreggianti. E purtroppo questo non è un caso isolato. Occhio a cosa dice l'attuale collega di Giurato ad Uno Mattina, Monica Maggioni. Sono le 8 e... no, vabbè, buongiorno, sono le 9:39. Ma non sa nemmeno che ore sono e poco dopo sbaglia di nuovo. Io vorrei invitare a trovarci... Non ci sono dubbi, anche lei ha contratto la patologia. Ma cittadini, state tranquilli, fortunatamente siamo riusciti ad isolare il morbo. Eccolo! Virus Giurato! E non sai quello che dice. Bene, cittadini, siamo arrivati in fondo a questa puntata speciale dedicata al grande Luca Giurato. Io non so se ce l'hanno fatta, ma a vederla tutta, eventualmente signori venite a rivederla sul sito di Striscia, che vi dobbiamo dire, ma noi siamo sicuri che avremo ancora tante cose da raccontarvi sullo smemorato di Saxa Rubra. Noi vi salutiamo e salutiamo anche Luca, ringraziandolo per tutto il materiale che ci fornisce. Da pochissimo una fiction, questa è la mia terra. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao. sigla! Ciao Luca! Ma passa da dietro! Ciao, piano fatto il gallo. Chi c'ha uno scoglio non lo molla più. Poco la cozza attaccata sta. E chi lo scoderà? E più c'è la più si incolla. Non ce lo stacchi neanche con la gru. Con te tira forte di calcio. Ma se si casca giù. Ciao io. Tu sei un po' più berretto. Ciao io. Papà là, un marionetto. La. Ma se si casca giù. Chi non riesce a far la farfalla. Sempre patella poi resterà. Senza voler volare marcerà. Con spussa di baccalà. Lo sai che c'è quel ciotto gigolo. Le cozze qui non si comprano.